muore la presenza in piedi. Facciamo una piccola presentazione generale e dopo il gruppo passerà una presa d'asta. Più manderà di appena in silenzio, chi ci ne bisogna, così tutto il mondo può stare assai in cosa che si passa. Dunque siamo felici di fare questo scontro con i nostri amichissati. E prima di presentare la serata, voglio ringraziare a tutti quelli che ci hanno permesso di ricevere i nostri fratelli. Di Santo Lussurgio e di Bonacca. Dunque ringraziamo Marcello Ferrari e il nostro amicato Jean-Claude Rogliano che hanno alloggiato i nostri amici di Sardegna. Voglio ringraziare di noi Valérie del Refugio per l'accoglio stasera a cena. Voglio ringraziare il nostro prete che non è mica presente ma ha aiutato, dunque ha fatto anche questo per noi. Avete visto? Se ballacchetti di racchetti. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto lo sforzo in unione, i meri che ci hanno sostenuti. Voglio ringraziare la Maria di Beicroce che ci accoglie in questa chiesa magnifica, Marie-France Giovalange. Voglio ringraziare per tutte le chiese di oggi come veramente per insistere in questo fatto qui. Voglio ringraziare di nuovo a Stefania Alfonsi per il suo aiuto prezioso, sempre grazioso e pronta a rendere servizio. Ha fatto assai questa serata. Dunque tenia a parlare appena dentro. Per poi offrire questa serata alla popolazione ci la battesi, l'aiuti non vengono mica così, sono difficili da tenere, e mica tutti sono coscienti di portata culturale di una manifestazione simile. Al di là di un fatto che si parla di Berli, di Orezza, di Agastagniccia, di Beicroce e di tutto il resto. Quando si passa qualcosa di facile a questi anni. E ringrazio quelli che sono venuti. Il gruppo Madrigale ha scelto questa occasione culturale importante in emozione, in spertera, di fare manifestazioni di chiese ben croce. Perché? Per la bellezza di un gruppo, la bellezza della chiesa, e ne ringrazio da una quindi ci accogliono qui. Sono assai felice di avere qui stasera con noi anche Raffaele, a voglio salutare. La formazione Madrigale è conosciuta per i suoi ingaggiamenti culturali e tradizionali. Devo canto un pagliella, non è più rappresentato. Faceva più di 23 anni che la notte per difendere un certo ideale culturale e mai per stare. Sarete sorpresi stasera di sentire i giovani che hanno cantato speranza, dunque è normale da tutti i giorni, più di questo si dà a senso. Dunque è logico che vi siano con noi stasera. Corsica Sardegna, isole Sorelle, popoli fratelli. Hanno le sue lingue intricciate, le sue storie simili, le sue culture uguali, in lo stesso mare. Le sue terre si toccano quasi, posto che sono a 18 km una di l'altra, non ci conosciamo mai. Un concordo lussurgese che un canta che melodie rigorosamente e esclusivamente di tradizione di Santo Lussurgio e un concerto buon arcadesimo sono due formazioni che vengono dalla regione d'Oristano, o centro-est di Sardegna. Ci conosciamo da voi parecchi anni, sono diventati amici sinceri con quali cercare spesso di scontrarci all'occasione di manifestazioni chiesali, di grandi attività culturali, eccetera, eccetera. Abbiamo parecchie occasioni di trovarci. E per certi quindi la seconda volta che li vengono a cantare in chiesa di Beicroce ci hanno cantato 10 anni fa. Dunque abbiamo assomiglianze culturali comuni, sarebbe un peccato che perdessimo la nostra lingua, i nostri dialoghi con stiso la sorella. Voglio avere stasera una pensata forte e la avrete sicuramente, di sicuro con me. Poi mi fa anche una preghiera per che cantiamo del nostro amico e fratello, Gianluca Raclù, che è all'ospedale. Ci manca perché era stato previsto che lei cantare anche con noi. Dunque ci pensiamo forte stasera. Dunque, abbiamo lasciato un programma, spero tutto il mondo un programma umano, abbiamo principiato per cantisare e dopo canti provati. Più o meno se è possibile, per piacere, di essere silenziosi, perché è difficile che diventa con dei chiesi pieni. Lasciate portare le grazie di nostre polifonie, aprite le vostre orecchie e facciamo una comunione d'emozione tutti insieme. Vi prego una bella serata di canti a tutti.